ben ritrovati, Storie di famiglia. Questa sera ha deciso di lasciare i propri studi e ha deciso di andare a scoprire un mondo magico. Monsignor Cavina, vescovo di Carpi, entrando in questa realtà e dopo averla conosciuta ha detto: è come pregustare la festa eterna del paradiso. Ebbene, il mondo di cui parlava Monsignor Cavina è il mondo dei Luna Park. Centinaia di persone ogni giorno, un po' come fanno i nostri figli quando decidono di andare all'estero per trovare un'occupazione, lasciano la propria abitazione di residenza e vanno fuori a lavorare. La loro fortuna è quella di poterlo fare assieme alle persone che loro amano. Si spostano città per città, portano con sé i propri mezzi di lavoro e si mettono a disposizione degli altri anche solo per farli un po' sognare. Sono le famiglie degli spettacolisti viaggianti. Ogni giostra, ogni mestiere, così come in gergo viene chiamato dagli stessi operatori, racchiude una storia propria, la storia di una famiglia, di un uomo e di una donna che si innamorano, si incontrano, si sposano, hanno dei figli che li fanno andare a scuola, li fanno andare a catechismo, fanno far loro i sacramenti, la comunione, la cresima. Ebbene, questa sera a raccontarci la propria storia saranno Cinzia e Lorenzo Bardini. A Bergantino, un paesino della provincia di Rovigo, questa famiglia ha la sua casa dove ritorna nel periodo invernale. Per gli altri 10 mesi dell'anno invece abita in una casa mobile. E allora andiamo ad incontrare proprio Cinzia e Lorenzo nella loro casa a ruote. Avanti. Permesso? Vieni, ciao. Lorenzo? Ciao, Nelly, piacere. Cinzia. Ciao Cinzia. Beh, intanto devo farvi i complimenti, avete una casa bellissima, super accogliente, super calda, ti dà Anche freddo stasera. Sì, direi di sì, però è molto bella, c'è un calore diverso che va da quello termico. Famiglia. Esatto, è il calore della famiglia. A proposito di famiglia, io volevo chiedervi se questa sera possiamo, attraverso il vostro racconto, far partecipi le nostre famiglie da casa che ci stanno seguendo alla vostra vita. Certo. Una vita particolare. Farci conoscere anche dalle persone. Bene, dai, grazie. Possiamo allora... Prego, sì. Allora, ecco, questa è la casa sulle ruote di Lorenzo e di Cinzia Bardini. Questa è la vostra casa che utilizzate per 10 mesi all'anno. Voi però siete originari di dove, Lorenzo? Di Bergantino, in provincia di Rovigo. È un piccolo paesino rinomato per le giostre proprio, perché era diciamo un mezzo paese o che le fa o che le porta in giro per l'Italia. Per il mondo. Per il mondo qualcuno. Comunque ci sono fabbriche a livello mondiale. E qual è il vostro mestiere? La ruota panoramica. Luogo dell'amore? Sì, si può dire di sì. Suonate diverse coppie anche lì, diverse Tante love story. Sì. Voi nascete da famiglie di viaggianti o da famiglie di fissi? Allora, ha iniziato mio papà, che era uno fermo a 15 anni, un ragazzo ribelle così, ha lasciato la casa, ha preso la bicicletta, in paese c'era uno che viaggiava già con le giostre. E ha iniziato lì così, prima da operaio, poi piano piano si è costruito qualcosina. Ho trovato mia mamma che era sempre una ferma, l'ha portata nel viaggio con lui e da allora dopo ho iniziato ad avere una giostrina per bambini
e io mi sono innamorata di questo lavoro. Avevamo un trenino fisso all'interno dei giardini di Este, mio papà girava con la giostrina, io ero fissa lì a Este con la carovana, ho frequentato le scuole lì a casa, però mi è sempre piaciuto questo lavoro. Infatti ho detto finirò le scuole dell'obbligo, però io poi faccio questo lavoro con te papà, perché mi piaceva troppo il contatto con la gente, trovare persone nuove, mi piaceva l'aria aperta, rapportarmi con gli altri così. Tu poi non sei figlia unica, vero Cinzia? No, ho altri 2 fratelli, uno ha seguito le orme del papà del viaggio, un altro proprio intollerante al viaggio, proprio niente da fare, ha scelto strade diverse, è un tecnico radiologo, lavora all'ospedale di Verona con molta soddisfazione. Lorenzo, anche tu vieni da famiglie di fissi che poi... Sì, ha iniziato mio padre perché i miei nonni avevano un negozio di alimentari. Dopo nel dopoguerra c'era la crisi, tutto quello che, la fame, la miseria che c'era in giro, però in quel periodo lì a Bergantino sempre era nato il boom delle giostre, cioè uno se l'era inventata, l'aveva costruita e ha cominciato ad andare in giro così, e così è nato quel boom lì, e allora mio padre, che non voleva sapere di stare dietro un bancone, ha iniziato. E io ho finito le scuole e ho continuato la sua opera. Quindi il papà aveva cominciato a girare per le città? Sì. E che tipo di mestiere aveva lui? Aveva una giostra, diciamo, adesso, l'antenato del Music Express di adesso, il funzionamento era più o meno uguale, mancava il telone, roba di 50 anni fa, insomma. Insomma, di qualche anno fa. Quando vi siete incontrati? In un Luna Park? In un Luna Park sono andato a Rovigo Per sbaglio? Perché avevamo un buco e andiamo a provare a Rovigo piuttosto che stare fermi. Poi è passato solo quella volta lì e basta. Sì. È stata molto Ha avuto il premio, ha avuto il premio. Sì. Quindi vi siete incontrati sotto una ruota panoramica? No. No, è venuto lui dalla mia giostrina per offrirmi un caffè. Galeotto è stato il caffè. Oh. Sì, perché dopo gliel'ho portato, fa me lo zuccheri, sì, te lo devo anche bere, sì, e io tracchete. È nato subito il vostro gioco, così. una love story. Per scherzo, 27 anni che continua. E mi pare anche bene. Adesso non possiamo lamentarci. Ma sì, Dopo quel primo incontro del caffè, Cinzia, Lorenzo, poi avete continuato a sentirvi telefonicamente o non c'erano ancora i telefoni No, cellulari? cellulari no. A quel tempo non c'erano. Si andava in bar. Ci si dava appuntamento, tra virgolette, si dice guarda che all'altra ora ti chiamo, nel bar lì vicino ai vari Luna Park. Perché non frequentavate le stesse città? No. Neanche una. Lui girava l'Emilia Romagna e io sempre qua nel Veneto, faceva il Friuli, così. Però dobbiamo dire che abbiamo ancora dei bellissimi ricordi della nostra storia, perché allora non c'erano i computer, i telefonini, abbiamo le lettere scritte a mano e quelle sono ancora tutte rilegate, le mie e le sue messe in un cofanetto nella soffitta della casa, e ogni tanto vado a riscoprire qualcosa, poi dico vedi cosa scrivevi una volta? Vedi com'era una volta? Lettere che vi recapitavate dove? A quale indirizzo? Casa. A casa, o se magari sapevo che il suo era un periodo lungo che stava un mese, magari anche nelle città dove era, Costino andava all'interno del Luna Park, andava a trovare la ruota panoramica, che poi lui era anche da prima sempre intento al mattino a fare le manutenzioni, e ora c'era la lettera che arrivava. Quindi magari riuscivi ad aprirla dopo un po' di giorni rispetto a quando arrivava a casa questa lettera. Esatto. Però c'era sempre questa, immagino, sensazione, questa voglia di tornare a Penso casa. che era per anche più vedere- bello una storia così, che non adesso i telefonini, mezze parole, frasi dette a metà, non intere. E se arrivavi a casa e non c'era nessuna lettera di Lorenzo? Impossibile, perché c'era sempre. Lorenzo, per te? Se arrivavi a casa e non ero c'era più nessuna bravo una lettera di volta. Cinzia? Sì. Ti è mai capitato di tornare a casa a Bergantino? Beh, io a Fare Bergantino lettera ci andavo meno spesso di lei, perché essendo magari qua in Friuli più lontano era più difficile, e quindi me ne trovavo magari tutti in una volta. Me ne trovavo tutti in una volta, ogni tanto andava mio padre a casa a fare una corsa e portava su la posta. E quindi l'aspettavi a braccia aperte. E dopo avevo da leggere. Qual
Quando avete deciso di sposarvi, il mestiere, quale mestiere avete tenuto? Quindi quello di Cinzia o Il quello mio. il tuo Lorenzo? Il mio, ma adesso questo bisognerebbe chiedere a lei perché non mi ha chiamato dalle sue Lui, parti. essendo figlio unico, aveva questa attrazione e sono venuta io qua in casa. Però ti dirò che le prime volte che stavo alla cassa della ruota mi sentivo un po' in imbarazzo, perché io, avendo avuto la giostrina per bambini, la mia cassa, c'era la mia cassa e poi c'era la giostra. Invece, essendo adesso in cassa della ruota, prima ci sono io, che sembra che controllo tutte le persone che mi sono davanti, hai capito come? Allora mi sentivo quasi come in vetrina, poi ho cominciato a studiare un po' le persone, magari vedevo passare una persona, magari mi fantasticavo anche una storia sulla persona. Però ai primi tempi era stato molto imbarazzante stare così. Perché la giostra non la vedi, ce l'hai alle spalle. È proprio il contatto diretto subito con il pubblico lì così. Quindi il vostro mestiere che vi siete portati, che vi state portando in giro tra il Veneto, il Friuli, Venezia Giulia e l'Emilia Romagna, e la vostra casa, oltre alla vostra casa di residenza di Bergantino, poi è diventata la casa, una casa sulle ruote che quindi vi siete acquistati subito dopo il matrimonio o prima? No, questa erano i miei suoceri poi ci hanno aiutato per un periodo, poi quando le ragazze hanno iniziato ad andare a scuola si sono fermati a casa, nella casa fissa e siamo subentrati noi in questa casa grande con le ruote, nella carovana. E quando è nata la vostra primogenita Claudia? È stata una bella emozione. Una gioia assoluta. Era un qualcosa, guarda, ti dico un aneddoto, Claudia è nata prima del tempo, mancava 10 giorni che doveva nascere, quella sera lì Lorenzo doveva andare a una riunione. Dove eravate? Qui a Udine, era di lunedì sera fa vado alla riunione, ma ho detto no dai Lorenzo andare, e se nasce la bambina, metti che deve nascere, mancava 10 giorni, pensa, lui fa ma no dai se deve nascere la bambina mi aspetta, non vorrei mica che nasca senza di me, lui è venuto a casa alle 11:30, mezzanotte, ha rotto le acque, siamo andati in ospedale. Claudia ha aspettato Ha aspettato, Claudia ha aspettato papà 10 giorni prima, però mi ha sentito, e poi ci siamo trovati con Anna, è stata una bella esperienza. Ma Anna che cosa? Era una viaggiante anche lei? No, Anna è una napoletana che per lavoro si è trasferita qua e ha cominciato la sua vita qua. Poi ci siamo ripromessi al lascito dell'ospedale di rincontrarci nell'anno successivo per vedere i nostri bambini come sarebbero cresciuti. È un'amicizia che va ancora avanti negli anni, perché da allora ogni anno ci ritroviamo, facciamo le feste con i bambini, i compleanni quando erano piccoli, adesso ormai sono diventati grandi, si ritrovano ogni tanto da soli, però noi, io e Anna, ci troviamo per un caffè, per 2 chiacchiere, magari arrivo a Udine, ho bisogno di un medico, Anna non è che mi dai il tuo medico, Anna ho bisogno di una cosa, cioè sempre disponibile in qualsiasi problema che io posso. Esatto, veramente. Mi piacerebbe conoscere Anna, non è che riesci a chiamarla? Sì, dai, dopo ci mando un messaggio, vediamo se riesce a venire a fare un salto per te. Dai, sì, volentieri. Vieni Anna. Buongiorno, sono venuta ora dall'ufficio e sono passata qua. Come state? Bene, dai. Pochissimo, dai, come va qua? Oggi è bella giornata. Aspetta che mi secco, dai. Ecco Anna, Sì. Anna Colacchio, Sì. amica di Cinzia, Sì, dai. un'amicizia da tanti 26 anni fa. 26, sì, precisamente 26. E vi ha unito questa amicizia a un evento eccezionale per tutte e due. Sì, un evento del tutto eccezionale in quanto eravamo tutte e due alla prima gravidanza e alla nascita del primo bambino e ci siamo ritrovati in ospedale per puro caso fortuito a partorire a 2 giorni di differenza una dall'altra e io già ero arrivata in ospedale ed è arrivata lei, molto più giovane di me, bellissima presenza, un po' ansiosa in quanto aspettava il primo bambino ed ella è stata assegnata al letto vicino al mio. Ricordiamo Presso l'ospedale di Udine, Santa Maria della Misericordia di Udine. Lei è arrivata la sera e ha cominciato anche lei a avere i primi dolori, le prime cose, e la notte dopo circa ha partorito la sua bambina. E io invece avevo avuto già da 1 giorno e mezzo il mio maschietto. E così abbiamo cominciato a parlare, a stare
ad avere un dialogo fra di noi che si è sempre più concretizzato, e sinceramente già alla fine di quei 5 giorni che siamo stati insieme e che io mi sono resa conto del lavoro che facevano loro e di dove vivevano e così, ho detto che belle persone, sarebbe bello approfondire queste amicizie. Poi i 2 bambini, diciamo, ci hanno uniti, perché piano piano ci siamo telefonate con i telefoni fissi che hanno allora durante l'anno, e dall'anno dopo ininterrottamente ci siamo incontrati tutti gli anni, con o senza i figli, che piano piano sono cresciuti e che oggi hanno 26 anni tutti e 2, in quanto sono nati a 2 giorni di distanza. Al primo momento ho notato l'attenzione che avevano tutti i suoi familiari per lei, quello che le portavano, le cose carine e scelte con gusto, sia per la mamma che per la futura bambina che doveva arrivare. E poi devo dirti la verità, essendo stata sempre, anche se da lontano, ma in amicizia con loro, ho visto che loro sono proprio una famiglia che hanno dato sempre importanza ai principi sani, alle loro figliole e all'attenzione dell'educazione delle loro figlie. Questo l'hai visto nel tempo? Nel tempo, e nel tempo ti posso anche dire che lei, anche se è parecchio più giovane di me, ha dei principi base, sia la mamma che il papà. Io poi parlo più sia Lorenzo che Cinzia, però con Cinzia ho sempre parlato di più. Hanno dei principi base che sono del tutto trasparenti e proprio di quelli generali, al fine di poter portare avanti delle persone e delle ragazze sane e una famiglia sana. Come è una famiglia sana? Riconoscere? Sì, come sì. Sì, e negli anni loro, quando arrivano ogni anno un mese, confermano sempre di più questa loro unione, questa loro forza, anche se fanno un lavoro che praticamente mi ha sempre affascinato dal punto di vista di del viaggio, come dite anche voi, diciamo, giornalisti, cioè che loro si spostano, però c'è di fondo una famiglia unita che porta avanti un lavoro con tanto sacrificio, che gli dà la possibilità di conoscere, però di aprirsi sempre a nuovi orizzonti. Sicuramente sono persone molto più aperte e disponibili di chi vive in una città inquadrato e incanalato nel tipo di vita normale che facciamo, fra virgolette, noi diciamo residenti in una città. Loro hanno un modo diverso di gestire la giornata, però hanno un'apertura mentale secondo me superiore a chi vive in una città, cioè a chi fa la vita fra virgolette normale, ecco. Cos'è che danno gli spettacolisti viaggianti alle persone che come te vivono in maniera sedentaria in un luogo per 365 giorni all'anno? Allora, secondo me il concetto è questo, che innanzitutto noi viviamo, noi da fissi, come si dice, viviamo praticamente una quotidianità e una realtà continua, periodica e sempre costante nel tempo. Loro invece quello che ci si può invidiare è che hanno la possibilità di aprirsi al mondo, quindi loro spostandosi apprendono tanto dal posto dove vanno e danno tanto in serenità, in tranquillità, in disponibilità verso gli altri. Io per esempio, io non sono una che è originaria non sono originaria in questa terra dove vivo. Tu sei di origini? Io sono di origini napoletane e vivo a Udine da 30 anni, però diciamo in parte sento questa loro diciamo possibilità di essersi spostati in un altro luogo. Io mi sono spostata in un altro luogo, però dopo sono rimasta fissa qui. Invece loro hanno la possibilità di andare sempre in giro, hanno queste piazze che loro coprono e che gli danno continuamente degli nuovi stimoli anche per la vita che devono fare. E la mia invidia che posso dire che ho nei loro confronti è che rinnovarsi continuamente ti dà anche delle soddisfazioni interiori che vivere fissi in un luogo e avere sempre una vita e una monotonia, tra virgolette, di vita sicuramente non ti danno. Loro hanno più possibilità di apprezzare, di vivere la vita nel migliore dei modi. L'esperienza di donna fissa, anche se alla fine poi anche tu sei stata un po' itinerante, sì, 30 anni fa, l'esperienza di donna fissa che quindi conosce questa realtà, l'ha conosciuta vicino attraverso questa grande amicizia, non pensi che bisognerebbe condividere un po' di più e scambiarsi le esperienze dell'uno con l'altro per a nostra volta arricchirci sempre di più? Allora, questo sicuramente, però
io ritengo che non è da tutti condividere ed arricchirsi con gli altri, perché diciamo anche in questo periodo di vita c'è tanta prevenzione e tanta reclusione verso gli altri. Ci sono anche delle cose che fanno pensare al peggio in generale nella vita attuale che stiamo vivendo, però secondo me l'opportunità che danno queste persone che girano anche a noi fissi, fra virgolette, è molto importante e andrebbe sfruttata il più possibile. Certo che non è facile, in quanto ci sono, perché loro, per esempio loro e i loro figlioli vanno in scuole, anche in scuole del luogo secondo dove si spostano, e da alcune mamme vengono viste come un'apertura, come diciamo un dono che arrivano queste nuove realtà, questi nuovi concetti. Invece altri genitori sono un po' retrogradi, la vedono in una maniera molto di chiusura e magari cercano anche di osteggiare l'incontro dei loro figlioli con i bambini che arrivano, diciamo dei figli del loro. Loro hanno tanto bisogno proprio di affetto e di accettazione, perché molte volte vivono nel loro mondo fra di loro, però rispetto agli altri si sentono un momentino, diciamo, tra virgolette diversi, anche se non lo sono, perché ci sono delle preclusioni mentali da parte di molti. E invece loro ti danno tanta stima e tanto affetto se vedono che tu sei una persona che condivide e che sta con loro. Questo sì, questo sicuramente. Un aggettivo per definire la vostra amicizia? Speciale pure, speciale, è sincera, sì sì, è speciale perché non è facile trovarle in tanti anni così, sì sì, questo sicuramente. Abbiamo sentito Anna che ci ha raccontato il momento del vostro incontro in ospedale, e tra le altre cose in un'occasione splendida, la nascita. Sì. Tu che ricordi hai di quel giorno? Io sono entrata a mezzanotte con molta paura, il primo figlio, ragazza di 20 anni, ero molto spaventata. Per fortuna c'è sempre stato mio marito vicino, mia mamma e i miei genitori abitavano a Padova e non avevano fatto in tempo a arrivare, però era una cosa che avevamo già deciso di viverla io e mio marito nella nostra intimità, perché insomma la nascita di un figlio è tutto per completare o iniziare una famiglia insieme. Poi ho visto sta donna qua, subito mi ha tranquillizzato, ma dai, lei essendo anche più grande, va bene che era anche lei il suo primo figlio, però una donna più matura, quindi mi ha dato anche il senso di serenità, di appoggio. Poi considerato subito amica? Sì, proprio lo sentivi a pelle che era anche sincera, non solo si stava bene. All'inizio come facevate a rimanere in contatto? Ma Anna telefonava a casa dove abbiamo la residenza, lo trovava sempre mia suocera, allora si informava un po' attraverso di lei quando arrivavamo, come stavamo. Ma no, meno male, adesso questi cellulari hanno risolto molti problemi, anche il rapporto con i nostri genitori anziani che stanno dall'altra parte, almeno più volte, anche se stanno male ti puoi tenere in contatto, insomma c'è un altro... Una volta era diverso? Sì, era molto più problematico, perché se avevi bisogno dovevi andare alla cabina telefonica, a parte con i genitori che avevano il telefono a casa, diventava semplice. Ma quando ero fidanzato con mio marito dovevo fare la telefonata al bar vicino al Luna Park, dire guarda la tot orario, mi può chiamare Lorenzo? Poi ci sono state, guarda, delle cose impressionanti che... Cosa è successo? Sì, che c'erano due Lorenzi e quella del bar non aveva capito chi era, me ne ha mandato uno, era sposato, meno male che conoscevo la moglie, ho detto guarda ero io, perché mi è stato sbagliato. Hai rischiato di creare sì. Claudia, la primogenita, è nata in ospedale, poi è nata Francesca. Sì, dopo a distanza di 3 anni è arrivata anche Francesca, poi hanno in luoghi sempre diversi. Sì, Francesca è nata che eravamo a casa, allora Claudia è nata in Friuli Venezia Giulia, Francesca è nata in Veneto, nata a Badia Polesine. E poi è nata Chiara. Poi a distanza di tanti anni, come un dono proprio dal cielo si può dire, a distanza dalla prima, quindi sono passati 15 anni, è arrivata Chiara. Cinzia, la più piccola delle tue ragazze, Chiara, vi segue con il vostro lavoro e frequenta anche regolarmente la scuola, come fa?
Certamente, cambia una decina di scuole all'anno. E io una settimana prima di arrivare nella piazza nuova, nella città nuova, vado in segreteria della scuola, all'ufficio alunni e faccio l'iscrizione provvisoria, quindi i 15-20 giorni. Io sono fortunata perché facendo tutte città il periodo è abbastanza lungo, quindi la bambina riesce anche a imparare diverse cose, insomma. E si cerca sempre chiedere se è possibile l'inserimento nella classe dell'anno precedente, in modo che ritrovi i compagni, perché già cambiare sempre scuola potrebbe diventare anche un problema, però ritrovare sempre gli stessi amici, quindi al primo giorno è sempre una festa in tutte le scuole e poi si comincia a entrare nel menage scolastico anche, insomma, senza far perdere troppo tempo, ed è per quello che vado a iscriverla prima. Tu hai parlato del primo giorno di scuola, è un po' una sorta di rito per la vostra famiglia, cosa succede? Chiara da sempre vuole essere accompagnata da tutti e due i genitori, sì, lei, e guai è successo qualche volta che per motivi di lavoro magari Lorenzo non poteva venire anche lui, allora andavo solo io, mamma ma però questa volta, ho detto dai amore devi accontentarti, no? Però sempre tutte e due vuole il primo giorno, poi è il lavoro quotidiano di Lorenzo, può accompagnarla lui tutte le mattine. Sì. Ecco, siamo di nuovo con Cinzia Stacchio, la moglie di Lorenzo Bardini. Siamo qui nella loro una location particolare, uno studio particolare per Storie di Famiglia. La nostra casettina viaggiante. La nostra casa viaggiante, la casa sulle ruote, molto accogliente tra le altre cose, complimenti. Nel nostro piccolo abbiamo tutte le comodità. Non vi manca nulla. Abbiamo visto prima Chiara, la vostra figlia più piccola, che stava facendo i compiti con due maestre d'eccezione. Sì, perché oggi è un po' sbampita, un po' stanca perché viaggia così oggi, c'è una giornata un po' sulla testa con le nuvole. Chiara frequenta la scuola in maniera itinerante, quindi a mano che voi vi spostate da una città all'altra, lei frequenta delle scuole diverse con classi diverse. Come fate a mantenere una continuità nello studio? Chiara cambia 10-12 scuole all'anno, poi grazie al progetto che è stata fatta da Monica Bergamini insieme alla Fondazione Migrante è stato creato il Libro dei Saperi, che è un diario di viaggio che consente a Chiara e gli altri bambini del viaggio avere il bagaglio di viaggio che hanno fatto, magari tutte le argomentazioni che fanno in ogni scuola, in modo che se arrivano in una scuola, chi è più avanti, più indietro, sanno che non è parte dell'ignoranza del bambino, è che il bambino ha fatto questi argomenti, in modo, se devono fare una verifica, che lo rendono partecipe senza lasciarlo in un angolo, cioè, perché è giusto che anche i nostri bambini che vanno a scuola devono imparare di tutto. E quindi devono essere socializzati nell'interno della classe, essere trattati come tutti gli altri. Chiara, è con voi le prime due figlie, però Claudia e Francesca, per loro avevi scelto un modo diverso di farle studiare. Sì. Non vi hanno seguito nei viaggi? No, è stata una scelta dolorosa, i miei suoceri sono fermati, abbiamo provato a vedere per dargli una frequenza più continua così, però è stata troppa sofferenza che con Chiara abbiamo detto no. Chiara rimane. Francesca e Claudia hanno frequentato tutto il ciclo scolastico, sia nelle scuole e anche le superiori nel paese d'origine dove voi avete la residenza. Sì, hanno fatto la media a Bergantino, poi sono spostati fuori paese per le superiori e poi Francesca all'università a Verona. Seguite dai nonni? Seguite dai nonni. Diciamo principalmente, durante la settimana. Voi quando le vedevate? Vedevamo i fine settimana e poi ogni tanto partivo con le valigie, le borse, ci scambiavamo i ruoli io e mia suocera veniva al posto mio per aiutare Lorenzo, insomma, a fare la casalinga in casa così, e io andavo giù dalle mie bambine.
Scelte difficili per una mamma e un Molto, papà, vero? molto, molto. Però dici i sacrifici li fai per i figli con la speranza di offrire un domani, però non sempre le scelte sono giuste, forse. Francesca e Claudia cosa hanno pensato di questa vostra scelta? Ne hanno sofferto molto e quando io ho espresso il desiderio che la loro sorella l'avrei tenuta con via con noi, anche se a malincuore loro non potevano crescere, diciamo, insieme a Chiara, hanno detto mamma è la scelta migliore che potevi fare, almeno Chiara non soffre come abbiamo sofferto noi. Loro hanno sofferto tanto. Sì, sì. Noi abbiamo incontrato Francesca e sentiamo a tal proposito che cosa ci ha detto. A differenza di mia sorella Chiara, io le scuole le ho fatte fissa ferma nel mio paese bergantino. Ero a casa con i nonni e mia sorella più grande e abbiamo frequentato tutte le scuole a casa, elementari, medie e poi le superiori. È stato un periodo un po' difficile perché ovviamente sei piccolo, la mamma non c'è e il fatto che esci da scuola, tutti i tuoi compagni hanno la mamma o il papà e tu hai la nonna o il nonno, lo senti. I primi anni lo senti perché sei piccolo e allora tante volte chiedi ma perché loro hanno la mamma e il papà e io no? E all'inizio non sai darti una risposta, poi però andando avanti con gli anni dici l'hanno fatto per me, per un mio futuro, per permettermi di studiare, però è stata dura. È stata brava mamma Cinzia e papà Lorenzo. Sì. Dopo io sono riuscita a superare, diciamo, un po' questo distacco grazie a mia sorella, perché quando loro non c'erano avevo lei. È sempre stata terribile perché non siamo mai andate d'accordo, però dormivamo nel lettone della mamma e il papà la sera, dormivamo abbracciate o tenendoci per mano, se avevamo problemi c'era l'altra su cui poter contare e quindi vi siete fatte forza. Esatto. Un po' come due assi che per stare in piedi si mettono una appoggiata all'altra. Esatto. Voi dormivate nel lettone della mamma, mi sembrava come di essere un po' più vicine a loro. Sì, perché in cameretta avevamo i due lettini separati, invece lì avevamo la possibilità di dormire insieme. Fatto sta che quando l'inverno loro ritornavano, che noi dormivamo in cameretta, andavamo a letto nei due lettini separati, poi tutte le notti mia sorella veniva a letto con me. Quindi ci ritrovavamo in due nel lettino piccolo. Quasi gemelle, Sì, insomma. sì. Sì, è una cosa che ci ha unito molto e ancora adesso, anche se appunto perché lei è sposata, per motivi di lavoro non ci vediamo, ci sentiamo tutti i giorni e ci teniamo spesso in contatto. La mamma e il papà ogni quanto tempo riuscivate a vederli e a sentire? La mamma e il papà, quando iniziavo ad andare a scuola io, i telefoni cellulari non c'erano le cabine telefoniche e non sempre erano vicine, quindi li sentivamo per telefono alla sera dove avevamo quei 5 minuti che ci sentivamo, allora raccontavamo della scuola, raccontavamo quello che era successo, se abbiamo litigavamo durante il giorno glielo dicevamo e quindi di solito riuscivano a scambiarsi, una sera chiamava la mamma, una sera chiamava il papà, quindi li vedavamo i sabati e le domeniche. Ovviamente quando dovevano spostarsi non riuscivamo a andare, quindi saltava magari qualche sabato e domenica e poi durante le feste, le vacanze della scuola, quindi Pasqua, così. Francesca, tu hai avuto questa opportunità di frequentare le scuole ferme. Sì. E sei andata avanti, hai fatto il tuo percorso, scuole elementari, le medie e poi hai frequentato le scuole superiori, ti sei diplomata, raccontaci un po' il tuo percorso. Io ho fatto le scuole nel mio paese fino alle scuole medie, poi per fare le superiori ho studiato ragioneria e per arrivare ho fatto come tutte le persone ferme che hanno la scuola che però non è nel proprio paese, quindi io mi alzavo la mattina alle 6, mi preparavo, alle 6:30 ero fuori, prendevo la corriera e andavo a scuola e tornavo, ora che tornavo erano le 3 del pomeriggio e finite le superiori ho iniziato l'università, ho studiato scienze dell'educazione perché appunto io adoro i bambini, adoro creare un rapporto con i bambini e in questo modo
era un modo per aiutarli, per stare vicino ai bambini, per fare del mio lavoro la mia passione. Tu non sentivi la voglia di stare qui, in questa casa che ti sta ospitando in questo momento con la tua mamma e il tuo papà? Sì, quella tanta. Quella tanta, infatti quando andavo all'università io sembravo un pendolare che non aveva casa, perché partivo la mattina col treno, andavo a lezione a Verona, tornavo a casa la sera e poi magari facevo lezione fino al giovedì. Il giovedì io andavo a lezione con le valigie. Finita lezione, invece che prendere il treno e tornare a casa mia a Bergantino, prendevo il treno e raggiungevo la mamma nei vari paesi dove era, quindi sembravo un pendolare. Casa mia la vedevo magari 3 sere, per 3 volte alla sera, per mangiare, cenare e dormire e basta. Sembravo un pendolare, ero sempre con le valigie in giro. Tu ami questa vita? Io le ho provate tutte e due. Ho provato la vita di quello fermo e di quello che gira. E tutte e due mi hanno dato tanto, mi hanno insegnato tanto, però questa è la vita che abbiamo nel sangue. Il rapporto con la gente, il contatto con i bambini, quando portano, quando li vedi che ritornano perché tu gli dai un qualcosa a loro. Loro danno tanto a te perché vedi delle situazioni dove ti arrivano dei bambini malati e allora tu ti metti per loro. Cerchi di farli sorridere, in quel momento lì non è giusto che pensino alla malattia, in quel momento lì loro sono sani e quindi è giusto che si divertano, però loro ti insegnano e ti lasciano tanto. Poi con la nostra giostra piena di colori, poi ci sono le musiche nel Luna Park e quindi proprio entrano in un sogno. E quando se ne vanno però ti resta un che di dire io ho tanti problemi, però tante volte la malattia di un bambino è peggio, molto peggio. Voi date tanto agli altri, però è anche vero che tu almeno riesci a ricevere e a trarre tanto dalle persone che incontri. Sì. Infatti quando cerco di conoscere un po' più a fondo i bambini e di conseguenza le famiglie. Infatti abbiamo tanti clienti, soprattutto al mare, che facciamo un periodo più lungo, che proprio tornano. Sono i bambini stessi che dicono no, dobbiamo andare a trovare i miei amici della ruota. Infatti nel periodo estivo siamo proprio sul lungomare e capita che magari noi siamo lì che facciamo dei lavori o la semplice pulizia e i bambini passano per andare al mare, per andare in spiaggia, allora i bambini stessi si fermano oppure quando passano in bicicletta ti salutano. Ciao l'omino della ruota, ciao la mia amica della ruota e quello è bellissimo. Quasi, un pochino, partiamo! Tutti insieme, andiamo, vai! Sulle mani, sulle mani, sulle mani!